È un significato importante per la comunità vittoriese dei dintorni perché è un ritorno a casa dei nostri amati vigili del fuoco che dopo tanti anni di assenza dalla città tornano in una struttura davvero che fa invidia anche ad alcune sedi provinciali, come mi è stato detto da alcuni amici vigili del fuoco. È un servizio importantissimo in un ruolo importante e in un posto nevralgico per la città perché è un posto facilmente raggiungibile e un posto da cui si raggiungono facilmente molti posti, soprattutto con gli ultimi eventi sappiamo quanto necessario sia avere pronti e veloci gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco. Per noi vuol dire avere una nuova infrastruttura dove collocare un comando, un pezzo di comando del territorio, si chiama distaccamento, per stare più vicini alla popolazione e questo è il nostro modo di lavorare. I Vigili del Fuoco sono stati protagonisti insieme a un sistema integrato di protezione civile, perché a noi tocca all'inizio ma poi abbiamo lavorato in armonia con tutti. Ma devo dire però che anche la gente di questi posti ha assolutamente un grande senso civico, quindi collaborare insieme a loro è davvero un motivo di grande soddisfazione. Ma guarda, è una grande festa, dopo 40 anni i Vigili del Fuoco tornano in città, il nostro è un servizio di prossimità, più vicini siamo al cittadino, più efficiente è il nostro lavoro e quindi siamo ben contenti di poter inaugurare questo distaccamento. È un distaccamento che coprirà tutto il territorio del Vittoriese, compreso le vallati, e potrà essere anche un punto di riferimento per la zona delle Prealpi. È un territorio che ha delle fragilità e quindi ben venga un distaccamento qui a Vittorio Veneto. Sì, è un taglio del nastro territoriale, ma ogni volta che noi apriamo un distaccamento provinciale è per noi un fatto importante a livello nazionale, in quanto si va ad integrare il dispositivo di soccorso nazionale. Il nostro obiettivo è quello di portare all'80-85% della popolazione il soccorso in 20 minuti. Quindi ecco, la sede qui di Vittorio Veneto, dove è collocata attualmente, quindi a circa 7 km dalla precedente sede, ci consentirà proprio nei comuni che vengono serviti da questo distaccamento di poter portare il soccorso appunto all'80% della popolazione in 20 minuti. È un obiettivo importante e oltretutto è fondamentale che i nostri vigili del fuoco possano vivere in un ambiente confacente alle loro attività. Grazie per quello che hanno fatto, che fanno e faranno, visto e considerato che quando c'è una tragedia, c'è un'emergenza, loro ci sono. Noi sappiamo che arriviamo sul posto, troviamo i vigili del fuoco, troviamo ovviamente la nostra protezione civile, i volontari, tutte le altre forze dell'ordine, l'esercito, tutto quello che volete, ma i vigili ci sono, perché loro si occupano del fuoco e purtroppo anche in molti casi dell'acqua. Rappresenta un presidio importante per garantire la sicurezza sul territorio. Dove c'è un distaccamento dei vigili del fuoco i cittadini sanno che trovano un punto di riferimento per le emergenze. I nostri vigili del fuoco sono stati riconosciuti a tutti i livelli come la migliore capacità di intervento in emergenza e il fatto di riuscire ad avere questo distaccamento qui a Vittorio Veneto, dopo un percorso impegnativo che è durato anni ma che giunge a un risultato così bello, ci dà veramente grande soddisfazione.